Buonasera a tutti ragazzi, dalla prossima settimana importanti aggiornamenti, diciamo dal livello medio, quindi in effetti già da lunedì ci sarà uno stravolgimento a causa di correnti freddi e instabili, diciamo dal nord Europa. Quindi le regioni interessate saranno, a differenza del nord, stavolta il centro-sud, specie quelle sul versante tirrenico. Quindi ci saranno nel corso della settimana, cioè da lunedì in poi, piogge e rovesci anche a carattere temporalesco tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Quindi ci saranno anche raffiche burrascose di maestrale sulla Sardegna e in estensione poi su tutti i bacini meridionali. A nord invece inizialmente la settimana partirà con la nebbia che la farà da padrone, come sempre, sulla bassa pianura e con temperature intorno allo zero. Quindi diciamo che la settimana partirà, diciamo, subito male, quindi da lunedì in poi incomincerà il tempo e poi finirà con questo, diciamo, stravolgimento, diciamo, di origine polare, quindi tornerà di nuovo la neve, però sempre comunque è solo al nord Italia, quindi ci saranno anche 80 centimetri di neve fresca su Valle d'Aosta, diciamo Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. La neve si ripartirà sempre ed esclusivamente del nord Italia, quindi non del sud, quindi a sud farà freddo, pioverà, ma non farà la neve, quindi diciamo è così. Il vero colpo di scena potrebbe arrivare venerdì 13, quindi secondo la previsione a lungo termine, quindi sì, penso di sì, Anthony, penso di sì, lì sì. Venerdì 13, ragazzi, ci sarà un richiamo di aria polare che potrebbe scendere a latitudine portandosi fino al bacino del Mediterraneo. Quindi sono previste tante, diciamo, è prevista tanta neve al centro e al nord. Prima la pioggia e poi nevicate, quindi sempre in estensione sull'Appennino e poi diciamo al sud, anche se al sud arriverà sotto forma di neve, ma di nevischio al massimo, quindi diciamo che qualcosa di grosso bolle in pentola, quindi da giovedì, venerdì ci sarà questa, diciamo, area artica che arriva, quindi poi bisogna vedere che succederà, quindi in effetti da lunedì si avrà questo cambiamento, però poi da giovedì, venerdì, Anthony, questa è la... forse LOL, non ti posso dire al 100%, però parlano pure degli Appennini toscani, quindi potrebbe anche, diciamo, scendere a bassa quota perché per adesso dicono anche a bassa quota, però sa, un po' la distanza ci manca ancora un po' di tempo, quindi questa è una previsione a lungo termine, quindi non è attendibilissima al 100%, però ci sta, quindi dobbiamo solo aspettare che rimanga così la situazione, che non cambi. Quindi se rimane come sta la situazione adesso, arriverà. Se poi sappiamo che il tempo è stabile, basta un po' di vento, un po' di cose e cambia tutto. Quindi, secondo la proiezione che è stata fatta oggi, dovrebbe andare così. Quindi, a parte che la neve arriverà, quindi al centro e al nord sicuramente, poi bisogna vedere che dove, fin dove si spingerà. Diciamo che qua si parla di 600-700 metri, 1000, 1200, poi potrebbe scendere ancora più in pianura, quindi diciamo che non è proprio, dobbiamo aspettare secondo me altri, te lo dico io, la previsione mercoledì, giovedì per sapere con esattezza, che poi io farò un aggiornamento fin dove la neve si potrà spingere, perché qua parla di 600-700 metri e Anthony, qua non ce l'abbiamo mai, quindi io non ci penso più alla neve. Se capita, capita, perché so benissimamente che qui a Salerno, se arriverà, sarà gennaio-febbraio, quindi come si dice, c'ho l'anima in pace, lo so che non verrà, quindi da voi è diverso, quindi da Firenze a salire è tutto un altro discorso, quindi da Firenze a salire ci sta tranquillamente. Basterà vedere giustamente se scenderà fino in città,
perché sulle Alpi, Prealpi, Appennino Tosco-Emiliano ci sarà sicuramente, poi bisogna vedere se scende fino nelle città, quindi questo è il problema. Quindi sulle zone di montagna, Appennini, Toscani, Emiliani, Prealpi, Alpi, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ci sarà al 100%. Poi bisogna vedere fin dove scenderà, quindi questa è più capace pure che fa la neve in Friuli Venezia Giulia, però solo le montagne fa la neve, in città non arriva nulla, arriva solo il freddo, il gelo, diciamo, del vento che soffia sulle montagne e giustamente fa abbassare le temperature. Però staremo a vedere. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, anzi buonanotte quasi, e ci aggiorneremo poi mano a mano. Quindi diciamo che arriverà questo ciclone polare, poi dobbiamo vedere esattamente fin dove si spingerà, quindi ad arrivare arriva. Il problema è che dobbiamo vedere se la farà in città, se sulle Alpi, sulle montagne, questo è quello da capire adesso, quindi non è il problema. Il ciclone polare arriverà nella nottata di giovedì e venerdì. Ciao Jasmine. Quindi poi bisogna vedere fino a che, diciamo, si spingerà. Io credo che secondo me può scendere tranquillamente anche sui 300-400 metri, perché qua si parla dai 700-800 metri fino ai 300-400 metri, quindi diciamo che potrebbe e non potrebbe, poi dipenderà sempre da come arriverà. Quindi diciamo che ci saranno piogge e rovesci da lunedì fino a giovedì a carattere temporalesco tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Quindi diciamo raffiche burrascose di maestrale sulla Sardegna. A nord invece inizio settimana ragazzi un sacco di nebbia e temperature intorno allo zero. Poi mano a mano arriverà anche la neve, quindi Alpi occidentali, Alpi Prealpi, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige. Vedi, io leggo fiocchi fino a 500 metri di quota e anche di meno, quindi si deve vedere. In serata ci saranno anche in Abruzzo nevicate a partire dai 1000 metri a scendere giù. Quindi diciamo che non ti dice precisa. Salutala da parte mia alla signora Rosa. Ciao signora Rosa. Spero Jasmine, io da me lo so che non la farà mai, quindi non ci metto più il pensiero io, quindi qua dice chiaro chiaro che pioverà, quindi già immagino da lunedì, già ho visto sul cellulare, lunedì, martedì, mercoledì ci sta il 70, 50, 60% di pioggia, quindi già mi immagino che pioverà, quindi qua la neve non ci penso proprio io. Quindi il mio amico adesso sta in Liguria, può darsi, non parla di Liguria qui, qua parla solo di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Val d'Aosta. Poi parla dell'Appennino Tosco-Emiliano, Liguria no, per il momento perlomeno non lo riporta proprio, quindi diciamo che ci sarà solo una nebbia, come dicono inizialmente. Poi da giovedì e venerdì arriverà questa famosa, diciamo, aria, diciamo, polare, come dicono, quindi un ciclone polare, quindi ma questo da lunedì e giovedì sarà pioggia e nebbia, quindi pioggia a sud e nebbia a nord. Poi da giovedì e venerdì ci sarà la neve a nord e ancora pioggia a sud come sempre, quindi non cambia niente a noi. Quindi diciamo che siamo a metà e metà, noi la pioggia e voi la neve, quindi ci siamo divisi i compiti. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e speriamo che prima o poi la faccia pure qua a sud un po' di neve. Devo fare un video con la neve, se no esco pazzo. Un bel video dove fa la neve mi manca, quindi lo devo mettere come collezione poi. Se faccio un video con la neve ragazzi, quello è da collezione. Vabbè, male che va, devo salire al nord per pigliare la neve io. Quindi ragazzi vi auguro buonanotte a tutti e se saprò, ripeto, faccio l'aggiornamento mercoledì adesso. Sì, guarda, io ho parlato con l'amico mio che sta a Varese, che sta facendo i mercatini e dice che le montagne sono piene di neve. Quindi Torino, queste zone qua ci sta neve, però sulle montagne, non in città, Quindi diciamo che le montagne sono già belle cariche di neve. In effetti mi hanno mandato un paio di foto su WhatsApp
tipo la montagna di Bardonecchia, sa, quella di Val di Susa, e ci sta la neve là, sì, però sulla montagna, non sulle città adesso. Adesso questo amico mio sta facendo il mercatino di Natale a Varese, la montagna è nevata, ma a Varese no, dice fa freddo, sì, ma però non ci sta, diciamo, la neve. Adesso stava tornando da Varese a Torino e ha detto, beh, sta pieno di nebbia. Sì, sì, è pienissimo di nebbia, mi ha detto. Adesso stava tornando da Varese a Torino perché doveva caricare un po' di gorgonzola che ha terminato, quindi aveva finito, quindi doveva ritornare a Torino, diciamo, all'ufficio per andare a ritirare poi domani mattina altra gorgonzola perché l'ha terminata. E ha detto che per la strada Jasmine è pieno di nebbia, quindi ha fatto Varese-Torino, calcola che ci vuole un'ora e mezza più o meno, ha detto beh non si vede nulla, dice è pieno di nebbia, eppure quando mi ha chiamato erano le 8:30, quindi diciamo che a nord la nebbia è sempre presente, poi specialmente tra Varese e Torino, io l'ho fatto quel tratto, fa paura davvero quando ci sta la nebbia, quindi lo so, la conosco bene. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, buonanotte, buon appetito, poi dipende da cosa state facendo. Secondo me Avvocatella sta dormendo, oppure sta facendo qualche tratta con l'auto avanti e indietro. Se pensa Avvocatella, se pensa Alessandro e se pensa Francesca. Vabbè, un saluto a tutti voi ragazzi e ci sentiamo più tardi o al massimo domani, quindi buonanotte a tutti.